Nella tana del granchio c'è una canzone, canta Brescia. Nella tana della Fortitudo c'è un'emozione, un derby da giocare. Sono solo orizzonti, neanche troppo lontani, quelli rincorsi da Fortitudo Pomezia e AS Roma, che con lo sguardo alla Coppa hanno testa e gambe sul campionato. Da una parte c'è da mantenere l'imbattibilità casalinga, dall'altra la volontà di continuare a vincere. Amici della divisione, buonasera e benvenuti a Pomezia da Lorenzo Savi, pagina 22 di 30 del campionato di Serie A di futsal. Le squadre sono già in campo, noi pronti a partire. Capitan Moliterno e Capitan Dimas allo scambio dei gagliardetti. Consueto saluto al pubblico che non c'è, purtroppo. La Fortitudo Pomezia continua a giocare le gare casalinghe a porte chiuse. C'è da menzionare sempre la squalifica dei mister Angelini, ancora fuori. Sconta oggi la terza delle 4 giornate che gli sono state inflitte. Dall'altra parte invece la novità, se così si può chiamare, è mister Fabrizio Reali, che dopo aver preso in mano la prima squadra, dopo essere passato da secondo a primo allenatore, le ha vinte tutte, 5 consecutive. Allenatore di una Roma che qui a Pomezia non ha mai perso. Negli ultimi 2 incontri c'è stato un pareggio e una vittoria. Vediamo quali saranno proprio le scelte di mister Reali. Dall'altra parte mister Stefano Esposito deve fare a meno di Dudu, tante le assenze anche in casa Roma. È un derby che, come detto, ha un'importanza notevole vista la classifica. C'è però all'orizzonte un impegno molto importante per entrambe, perché si parte per la Coppa Italia di Iesi. La Roma affronterà la Meta Catania, la Fortitudo Pomezia invece il Napoli. Vediamo quali saranno le scelte dei 2 allenatori. Stefano Esposito si affida a Moliterno tra i pali, Matteus Michelangelo, Cutrupi ex di giornata e Ruggero Lopez. Dall'altra parte mister Reali va con Caiche Rodriguez tra i pali, poi Avellino, Capitan Dimas, Marceligno e Murillo, anche lui ex della partita. È tutto pronto, il primo pallone sarà della Fortitudo. Si attende solo l'ok del direttore di gara. In settimana hanno parlato da una parte Cutrupi, dall'altra Marceligno, entrambi con le stesse idee, entrambi hanno parlato di una partita durissima che sarà decisa dai dettagli. Intanto Ruggero la muove per Cutrupi, è iniziata Fortitudo Pomezia Roma. Matteus, palla forte in banda, Cutrupi dopo il velo di Ruggero, torna Murillo, la palla ancora per il 9. Puntata forte, prima deviazione, non sarà angolo perché c'è stato il tocco della parte alta della struttura e quindi soltanto rimessa. E Cutrupi ancora dal 9, sinistro smorzato, Murillo mette ordine Marceligno, pallone così e così, ancora rimessa per la Fortitudo, 20 secondi frizzanti. Chiama la giocata Cutrupi, palla vicina per Matteus, controllo orientato destro e poi Marceligno via. Cutrupi, Matteus a 2 tocchi da Michelangelo, campionato ancora per il 16, subito in banda da Ruggero Lopez, prova a calciare col destro, perde il grip con il parquet, contenuto da Luciano Avellino. Sarà una sfida con la S maiuscola, uno dei migliori pivot del nostro campionato con uno dei migliori centrali del nostro campionato. Murillo, doppio scambio con Dimas Anzinò, pallone per Marceligno, ora da Avellino, palla sopra per Dimas a memoria, Cutrupi conosce e arriva prima, poi Moliterno, Avellino in anticipo
su Ruggero Lopez. Di là Murillo, Simolangelo, va anche a vuoto, palla dentro, secondo palo, Marceligno col mancino tutt'altro che preciso, si dispera Reali, ha reagito anche la Roma. Avellino comincia a chiamare tutte le marcature, rimane in pressione alta la Roma. Attivo, dice Reali dalla panchina. Cutrupi, doppio scambio con Matteus, entra dentro al campo, Michelangelo, frittata, Dimas col destro. Deviazione decisiva però di Matteus. Rimessa a Roma, che dopo lo spavento iniziale sembra aver preso un po' più di coraggio. Avellino, forte da Dimas, la sposta sul destro, poi ci ripensa, Murillo, stop in qualche modo, Marceligno sul secondo palo, solo esterno della rete, seconda occasione nel giro di un minuto per la squadra di Reali. Matteus l'ha già rimessa in gioco, Michelangelo, Cutrupi, doppio scambio, terzo uomo è Ruggero. Non riesce a controllare, applaude tutta la panchina. E Dimas con calma. Murillo. Avellino. Dimas contenuto da Michelangelo. Rimessa per il rosso-blu, Cutrupi l'ha mossa. Michelangelo, ancora per Cutrupi. Cambio lato su Matteus che può sfidare Marceligno. Arriva Murillo, lo lascia lì, Michelangelo. Extra pass, Ruggero controllo così e così. Deve tornare dal 16. Sempre Matteus, la sposta sul destro. Poi prova a servire Cutrupi che arriva prima di Dimas. Va a battagliare con Marceligno, che non è stato l'ultimo a toccare. Rimessa per la Roma, Avellino cerca proprio il 19. Matteus prima e poi anche con un fallo Marceligno, chiede subito scusa. Primo fallo della gara commesso da Marceligno. Michelangelo, Cutrupi, solita giocata. Angelo ci mette forse un po' troppo, riesce a trovare poi Ruggero. Ora Cutrupi, a spazio il numero 14, calcia forte col destro, ancora il pallone per il mancino. Arriva Murillo dopo la deviazione di Avellino che ha un po' smorzato il sinistro del portoghese. Avellino, scodella verso Marceligno, la chiama Moliterno, pallone sfila. E occhio alla giocata forte su Ruggero perché l'ha già chiamata Moliterno. Ecco la palla lunga, Caiche con i pugni. E poi Murillo prima che il pallone finisca in out. Marceligno lotta con Matteus. 1-1. Un fallo per parte. Murillo. Avellino col no look da Capitan Dimas. Marceligno, Avellino. Giocata già vista più volte in questo inizio di gara. È mancata sempre la precisione nel tocco alto del numero 18. Cutrupi, Murillo ha capito le intenzioni, la tocca con un braccio Cutrupi. Punizione per la Roma, vorrebbe un cartellino Marceligno. Non è dello stesso parere il direttore di gara. Secondo fallo per la Fortitudo. Parlottano Avellino e Marceligno. Vediamo se andrà direttamente verso Moliterno, il numero 19. Avellino infatti la lascia sfilare. Marceligno in porta, centrale. Non perfetto Moliterno, ma comunque la fa sua. E va a cercare subito Ruggero Lopez. In palleggio su Avellino. Ruggero Lopez
Tentativo improvviso del numero 9. Aveva coperto bene il palo Kike Rodriguez. Prime rotazioni da una parte e dall'altra. Entrano Gattarelli e Raubo per la Fortitudo. Solo Di Eugenio nella Roma. Vuole la pressione forte la panchina della Fortitudo. Avellino non arriva a controllare. Rimessa Fortitudo, arriva anche Bueno e anche Diaghigno. Cambiato tutto il quintetto, ad eccezione di Moliterno chiaramente. Raubo si muove sul secondo palo, Bueno dopo il tocco di Gattarelli, palla forte, consueta giocata sul destro di Lorenzo Bueno, non ha trovato lo specchio e nemmeno una deviazione. E Murillo l'ha già mossa per Kike. Marceligno indica la via. Gattarelli prima del 19. Rimessa a Roma. Avellino forte verso il secondo palo. Murillo a metà strada riesce a servire Di Eugenio. Stop e tiro. Più per ottenere un'altra rimessa che per far male a Moliterno. Avellino suo lato è destro, è attento sul primo Moliterno, giro all'angolo per la Roma. Avellino questa volta scodella per Marceligno, sinistro incrociato, lontano dallo specchio, fuori Avellino, dentro il Colessi. Tanta esperienza per il numero 2 che non ha di certo bisogno di presentazioni. Gioca con Moliterno Raubo, Moliterno poi lungo verso Gattarelli, pallone imprendibile per il numero 4, può rimetterla Kike con le mani. Marceligno breccato da Gattarelli, Bueno si ferma sul mancino poi dal numero 4, pallone lasciato lì ancora per Bueno, cerca con lo sguardo Raubo, col pallone va da Diaghigno, numero 18 ancora insuolata, messo giù da Murillo. Secondo fallo anche per la Roma. Bueno, Diaghigno e poi Gattarelli, ancora per il 10, a campo per andare, può sfidare Marceligno, sceglie Raubo a memoria verso Gattarelli che si dimentica il pallone, poi però la fa sua, trattenuto da Eugenio, calcio di rigore per la Fortitudo. Calcio di rigore per la Fortitudo, disperato mister Reali, sembra dire è fuori di 1 metro. Vediamo Di Eugenio in protezione, si addormenta un po', Gattarelli trattenuto, decisamente fuori. Da quello che vediamo non riusciamo a vedere qual è l'appoggio destro di Gattarelli, che forse nemmeno c'è. L'appoggio mancino non arriva al pallone, il pallone è sulla linea, rimangono dei dubbi, sicuramente il rigore è confermato, Raubo è sul dischetto. 15:04 sul cronometro, episodio che può cambiare il parziale a Pomezia. Ancora a disquisire con l'arbitro Reali, tutta la panchina, anche Capitan Dimas invitato ad uscire. Raubo contro Kike. Si attende solo il via, alza la mano, calcia lui.
C'è il fischio, parte Raubo, spiazzato Caiche e avanti la Fortitudo dopo 5 minuti, vantaggio rosso-blu firmato da Michele Raubo, pallone da una parte, portiere dall'altra, glaciale dal dischetto. È cambiato il parziale a Pomezia, adesso conduce la squadra di Esposito grazie al rigore trasformato da Raubo, guadagnato da Gattarelli. Vediamo quale sarà la reazione dei giallorossi. Murillo prova a scodellare, ma sbaglia. Bueno sulla traiettoria. È tornato anche Capitan Dimas. Ercolessi non riesce a prendere il pallone. Bueno con un doppio lavoro. Era andato via in uno spazio minuscolo. Il campo però è finito. Murillo. Ercolessi non si intende con Dimas. Applausi convinti di Stefano Esposito. Moliterno, Tiaghigno, Bueno a memoria da Gattarelli, impreciso ma comunque applaudito, chiede addirittura scusa Gattarelli. Ercolessi, Di Eugenio, controllo e scarico, Avellino, Tiaghigno capisce le intenzioni, un 3 contro 2 possibile di là, Bueno, arriva Tiaghigno, Dimas capisce tutto, Caiche con estrema freddezza la gioca, poi Ercolessi sulla pressione di Gattarelli, non c'è nulla. E allora ancora Fortitudo che deve e vuole sfruttare l'inerzia del gol del vantaggio. Raubo si perde il pallone, arriva Ercolessi, ruleta, poi Raubo con l'ultimo tocco rimedia all'errore in controllo. Avellino, Ercolessi, Murato, Avellino da Caiche, prende campo l'estremo difensore, supera la metà campo, poi scodella. Scelta incomprensibile del numero 28. Dentro Borolo, enfant prodige, uno dei tanti nel settore giovanile della Roma. Campionissimo con l'Under 19. Ha messo a segno un triplete la scorsa stagione, la squadra allenata proprio da Reali. Dimas cerca con lo sguardo il numero 15 col pallone da Ercolessi. Avellino riesce a passare, Tiaghigno è rimasto a terra ma la Roma gioca, Avellino poi si ferma, gesto di stizza nel buttare fuori il pallone, chiede scusa, però ottimo il gesto di Avellino. Ruggero restituisce ad Avellino e riparte la Roma. Ercolessi per Borolo, rimpallo e poi Dimas. Avellino pensa anche alla conclusione, poi si appoggia dal capitano. Ercolessi, sterzata, Ruggero capisce le intenzioni e mette il piede. 13 minuti e 2 secondi sul cronometro. Fortitudo Pomezia avanti di 1 al Palalavinium. Ercolessi chiede un tocco di mano, arriva provvidenziale il fischio. Terzo fallo di squadra per la Fortitudo. E occasioncina per la Roma. È tornato Marceligno per la palla inattiva, ha sistemato con cura il pallone Avellino. Rivediamo dopo il tocco del 18, forse sì, il braccio largo di Cutrignelli.
due sul pallone, Dimas si allontana, Avellino torna da Dimas, suo lato e destro, Mentasti chiude le gambe e concede solo rimessa. Avellino forte sul secondo palo, nella terra di nessuno, chiede scusa a Marceligno, chiede scusa alla panchina, ringrazia la Fortitudo. Mentasti con Moliterno, Cutrignelli a metà, ma la palla è più lunga verso Ruggero Lopez che prova ad ammortizzarla con il petto. Pallone sfila, allora Caiche rimetterà con le mani, anzi no, Ercolessi era rimessa, non era fallo di fondo. Ercolessi dopo il doppio scambio con Avellino ha cercato ma non trovato Marceligno, un po' di imprecisione nelle giocate dei giallorossi fin qui, è stata più concreta la Fortitudo, passa Ruggero su Avellino commettendo un fallo, il quarto, e non siamo nemmeno a metà. Attenzione ai fischi. Murillo, Marceligno, Avellino, Dimas. Murillo prova ad andare in banda, Cutrignelli lascia passare soltanto il pallone che Moliterno blocca e gioca su Ruggero, prende posizione il numero 9. Col pallone respira e palleggia la Fortitudo. Cutrignelli orienta su Mentasti, pallone così e così, Avellino, Marceligno verso il secondo palo, Cutrupi, poi Avellino prima di Ruggero, mancino deviato, se non ho visto male ancora rimessa per la Roma. Avellino su Marceligno, controllo col destro, accomoda col mancino per Murillo, anticipato dal numero 9 che però non riesce poi a gestirla. Murillo, Dimas contro Cutrupi, prova ad andare Dimas e pallone ancora della Roma. Murillo tra le gambe di Ruggero, ma poi Cutrupi capisce tutto. Cutrignelli col destro murato, Moliterno con le mani da Ruggero, dimenticato da Avellino, con i pugni Caiche. Avrebbe voluto un fischio da parte del direttore di gara. Cutrupi verso Cutrignelli, Murillo arriva prima, allora poi Marceligno, sta arrivando Murillo, servito sulla corsa il numero 8, sinistro potente, Moliterno la pizzica con le mani, quel tanto che basta per concedere angolo. Avellino forte dopo il rimpallo, Mentasti prima di Marceligno, sul secondo palo è tanto pericoloso il numero 19, protagonista della pazza rimonta della Roma sul campo del Sala. Ancora il 19, mancino deviato da Murillo che riesce a ribadirlo verso la porta ma non sorprende Moliterno. Allora Cutrignelli, scodella su Ruggero, seconda palla sempre della Fortitudo, un po' molle la squadra di Reali. Cutrignelli, gran palla, Ruggero, Caiche in uscita bassa, tiene il risultato sull'1-0. Cutrupi, Mentasti, palla che sfila, guida la transizione Marceligno, Dimas contro Cutrignelli, riesce a passare Dimas, direzione di Mentasti regolare, e allora solida giocata lunga, Caiche con la testa a giocare un po' da libero e prende ancora metri la Fortitudo.
Cutrignelli, pallone così e così, Marceligno gliela porta via, Marceligno atterrato, quinto fallo, mani nei capelli per Stefano Esposito, la combinata grossissima Cutrignelli. Quinto fallo e siamo a metà, 10 e 29 da giocare. È già quinto fallo per la Fortitudo. Vediamo se Mister Reali si giocherà la carta Isgro, che è uno dei fattori, ma lo vedo in panchina, l'unico con la felpa, probabilmente tornato affaticato dall'impegno, dal duplice impegno con la nazionale. Chissà quando e se verrà impiegato da Mister Reali. E intanto Marceligno ha contato i passi, con la postura sembra dover andare da Avellino, ma attenzione, eccolo il tocco per il 18, poi Dimas forte, Molitierno col piede, ancora Roma, Dimas va da solo, col mancino Dimas, Mentasti esulta come se avesse segnato. Avellino, palla alta per Dimas in estirada, Lugero doppio tocco e poi 3 contro 2 di là, Lugero fino in fondo, tiro deviato, angolo per la Fortitudo. Altra incomprensione con il direttore di gara. Tiaghigno prova ad emulare la Roma, la Fortitudo, la pizzica Avellino, soltanto rimessa. Bueno, sfila Gattarelli, palla di là, Tiaghigno sulla pressione di Murilo. Bueno ancora da Raubo, autore del gol del vantaggio della Fortitudo. Tiaghigno torna da Molitierno, contromovimento di Raubo e poi Tiaghigno, suolata e indirizza verso il centro, poi Bueno, anticipo di Murillo, ma sulla seconda palla c'è ancora Bueno, c'è ancora campo per andare, Tiaghigno prova a prenderselo e ancora dall'11, chiesto 1-2 a Raubo, protezione e scarico, siamo già di qua, Gattarelli di prima, Bueno ancora per Gattarelli, scivola al momento dell'impatto, l'ha costruita benissimo la Fortitudo, è mancata la rifinitura. Tiaghigno dall'angolo, palla sul primo, Ercolessi prima di Raubo. Molitierno, Gattarelli dopo il velo, si proietta in avanti, riesce anche a fare la sponda, male ma intercetta il passaggio di Avellino, torna da Molitierno, ancora palla lunga, sempre Avellino in anticipo, questa volta è anche preciso e fortunato nel trovare Marceligno, cambiolato su di Eugenio, sta arrivando Marceligno, di prima col mancino, non c'è deviazione, soltanto rimessa. Bueno, sulla pressione di Eugenio è costretto a metterla in out. Ercolessi, Bueno dopo il rimpallo, protegge su di Eugenio, la rimessa è sempre della Roma. Cai che si fa sentire, ma la scelta ricade su Marceligno, sterzata. Ancora Avellino, di Eugenio sulla pressione di Gattarelli, vincente e senza commettere fallo. Bueno
entra nel campo Gattarelli, palla così e così, che termina comunque tra le mani di Moliterno, che riesce a trovare Gattarelli. Gran movimento del 4, messo giù senza fallo, poi ingenuità colossale di Gattarelli, commette fallo praticamente nell'area di rigore della Roma. Sarà tiro libero per la Roma. Marceligno ha già preso il pallone, 12esimo esatto per ristabilire la parità. Il mancino di Marceligno, il 19 contro il 22. Parte Marceligno, Moliterno si oppone e poi Gattarelli riesce a spazzarla via. Col petto Moliterno a tenere invariato il parziale, non calciato benissimo dal numero 19, se posso. Ercolesi al volo, Dimas, ancora un muro davanti a sé, passeggia nervosamente Reali. Ercolesi, Dimas cerca e trova Marceligno, 2 volte il numero 19, Tiaghigno poi sulla seconda palla, messo giù con un fallo, il terzo per la Roma, e respira un po' la Fortitudo. Dentro nuovamente Borolo, dentro anche Seferi. Sbaglia in uscita Gattarelli, cariche per Dimas col tacco su Borolo, che però stava andando dall'altra parte. Ancora Dimas, ancora Tiaghigno a lottare con Seferi, cala meglio, poi Borolo, prima suolata andata, poi non supera Gattarelli, allora 2 contro 2 di là. Gattarelli con la punta, cariche come può, tanto più per allontanarla. Bueno col destro da Tiaghigno. Ancora il numero 11. Cambio lato su Raubo, può sfidare Ercolesi. Alza il pallone per Tiaghigno, che è costretto a lavorarlo. Gattarelli con la suola. Nella terra di nessuno. Dimas da Ercolesi. Tiaghigno intercetta e prova anche a spostare l'inerzia. Tiaghigno passa su Dimas, poi niente fallo su Borolo, non può nemmeno mettere piede Dimas. Raubo in protezione, con una solata ne manda via 2, 3 contro 2 di là, chiede un movimento ai compagni. Raubo deve andare da solo, colpito Bueno, ha gestito malissimo la ripartenza alla Fortitudo. Bueno e Tiaghigno hanno occupato la stessa porzione di campo. Caiche verso Borolo, impreciso col mancino. Cambiano nuovamente tutti in casa Fortitudo, ne cambia spesso 4 insieme o comunque mai meno di 2. Michelangelo, cercato Ruggero Lopez, protegge su Ercolesi, ottiene la meglio, il pallone lavorato poi per Matteus con la punta forte, deviazione di Ercolesi. Angolo per la Fortitudo. Quattordicesimo che va, Cutrupi murato, Cutrupi rischia di commettere fallo, poi Borolo prova ad andare da solo, destro forte
Moliterno in due tempi. Mateus sulla pressione di Borolo, la spazza via. Murillo, Marceligno incontro, Murillo forse con un tocco di troppo, poi Avellino, da Dimas, controllo orientato, torna però Cutrupi senza commettere fallo, allora Michelangelo sotto la suola, poi con Mateus, il terzo uomo è Cutrupi, torna Dimas, Marceligno, siamo già di là, 3 contro 3 potenziale, Marceligno sposta e calcia, tentativo debole ma comunque ancora nelle disponibilità della Roma, col destro di Avellino che prova il piazzato a giro, lontano però dall'incrocio. Michelangelo, Cutrupi, Mateus, Michelangelo chiede calma, trova Lugero Lopez e altro giro da Michelangelo che poi rimane fermo sullo scambio con Cutrupi. Marceligno pensa alla conclusione, con un po' di pazienza la muove la Roma. Avellino, Dimas chiedono di puntare dalla panchina, poi palleggio, Dimas forza la giocata, non contento Reali, raccoglie Michelangelo e poi la mette in out, ferma il tempo Fabrizio Reali, time out per la Roma e primo momento di pausa anche per noi. (4:44 da giocare). Andiamo dopo il time out. Cosa ha preparato mister Reali, che ha chiesto, per quel che sono riuscito a rubare, ha chiesto ai suoi di giocare in fiducia. Se vogliamo cambiare facciamolo, ma facciamolo fatto bene. Non contento dei passaggi un po' pigri e imprecisi fatti finora dai suoi. Michelangelo col mancino dopo il gran lavoro con la suola. Kai che è sempre attento e Dimas pronto a ripartire. Dimas entra nel campo, Dimas da solo fino in fondo, gol fantastico di Dimas, trova il pareggio la Roma con un assolo del capitano. Giocata super del 77, sfida Cutrupi, ne supera 2 in un colpo solo, fuori tempo Mateus e poi alza anche un po' il pallone. Ingannato Moliterno, ristabilita la parità a Pomezia. Mateus, Cutrupi, Michelangelo ragiona, poi trova il riferimento davanti che però la perde, allora di Eugenio. Avellino prende fiducia ora la Roma, Murillo ancora per Di Eugenio, controllo tutt'altro che preciso. Mateus, Cutrupi, ancora il numero 16 in fascia da Lugero con la suola ancora dal 16, se l'alza e calcia, giocata di prestigio di Cutrupi. Kai che non la blocca ma comunque la para, poi Marceligno la lavora male, rimessa Fortitudo.
Mateus prova ad andare in un vicolo cieco, palla in out e l'ha già mossa la Roma con un po' di fretta, forse troppa. Giocata che costa il cambio ad Avellino perché si è alzato già Ercolessi. Pugno duro di mister Reali. Ruggero manda a vuoto il primo arrivo di Avellino. Ancora il 9 dopo il tocco di Mateus, può sfidare ancora il 18, poi Michelangelo contro Murillo, i due si conoscono, Angelo va da solo, che stavolta la blocca Marceligno, Di Eugenio ancora per il 19, palla lasciata lì, palleggia la Roma, Avellino in bucata che non va, poi Murillo prima di Michelangelo, 3 contro 2, palla a metà, Mateus capisce tutto, provvidenziale in chiusura, 2:33 alla prima sirena. Dimas gioca con Caiche che può prendere campo, Bueno gli oscura una parte di campo ma Marceligno lavora benissimo dopo il tocco proprio del portiere, ottimo rientro di Raubo e ottimo palleggio della Fortitudo sulla pressione della Roma. Gattarelli con calma, Bueno pensa anche a sfidare Dimas, palla a metà, la blocca tra le gambe Dimas, poi Avellino, rincorso da Gattarelli, Dimas con la punta, si lancia in area Avellino, deviazione di Bueno provvidenziale, si è fatto forse male Lucio Avellino. Forse alla spalla. Rivediamo Avellino che dopo lo scarico si è andato ad incrociare con la corsa di Gattarelli. Ha lamentato un fallo, avrebbe voluto un provvedimento possibilmente con un fischio. Avellino, palla fuori, Dimas, murato da Raubo, torna forte la Roma, ma già di là Tiaghigno, gran giocata su Marceligno, Caiche attentissimo dopo il tunnel di Tiaghigno. 1:43, meno di 2 da giocare in questa prima frazione, prova ad uscire un po' dal guscio la Fortitudo. Tiaghigno, Bueno, prova a prendersi uno spazio lasciato vuoto dai suoi compagni, poi Tiaghigno preferisce giocare con Raubo, cambio lato su Bueno, si torna dal 18, controllo così e così, torna Avellino, ultimo tocco è di Raubo, Gattarelli vorrebbe rimessa e Avellino sembra dire ma cosa stai dicendo? Ercolessi sul punto di battuta, fa giocare Caiche, uno in più per la Roma, torna subito in porta, palla verso Dimas, poi Moliterno prima con la mano e dopo col piede la accomoda a Caiche. Ercolessi su Dimas, può sfidare Tiaghigno, Ercolessi incontro, Dimas con l'esterno, Avellino, Seferi, giocata su Gattarelli, manca il secondo tocco, attenzione a queste giocate Bueno, Gattarelli da Raubo sul lato destro, Ercolessi è nel posto giusto, vorrebbe un fallo, Avellino non c'è nulla, 23 secondi, forse ultima giocata della prima frazione per la Fortitudo, vediamo, c'è tempo anche per più di una.
Rivediamo l'incrocio tra Gattarelli e Avellino. Bueno la tocca, Gattarelli finge di tirare, va ancora sull'11, Seferi lo attende, Seferi lo rallenta un po', Tiaghigno con lo sguardo al cronometro in possesso, sembra volersi fermare, poi decide di andare, Tiaghigno, cambio lato, Gattarelli, Bueno, finta di scarico, poi Mancino, murato 2 volte, anche Gattarelli. Non c'è più tempo, arriva il duplice fischio del direttore di gara, termina la prima frazione tra Fortitudo Pomezia e Roma, 1-1 a riposo, pareggio tutto sommato giusto per quanto si è visto. A tra poco per la ripresa.
Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove sta per riprendere la gara tra Fortitudo Pomezia e AS Roma. Primo tempo terminato sul risultato di 1-1 al vantaggio di Raubo, con un episodio dubbio. Rigore trasformato dal numero 18, come possiamo vedere al monitor. Ha risposto la magia di Dimas, solo contro tutti, che ha depositato alle spalle di Moliterno il gol dell'1-1. Partita a ritmi forse un po' troppo blandi rispetto a quello che ci si aspettava. Sta un po' dando ragione a chi credeva che potesse essere una partita un po' col freno a mano tirato in vista della Coppa, anche se poi non c'è da sottovalutare l'impegno, perché a tutti gli effetti è uno scontro diretto, è un derby ad alta quota. Intanto la Fortitudo è già in campo, si attende la Roma. Il quintetto scelto da mister Esposito per la ripresa delle ostilità è composto da Moliterno tra i pali, Mateus, Cutrupi, Michelangelo e Ruggero Lopez, esattamente quello che ha iniziato la gara. Dall'altra parte le scelte mi sembrano le stesse anche per mister Reali. È tornata adesso la Roma. Sono tutti pronti, ne manca uno, manca Capitan Dimas, e a questo punto è colui che andrà a completare il quintetto nei giallorossi. Come detto, si ripartirà dall'1-1 e vediamo chi avrà più voglia di vincerla. La muove Avellino, è ricominciata Fortitudo Pomezia, AS Roma. Subito pressione forte dei rossoblù, il pallone buttato via. Mateus, Michelangelo, poi Moliterno, Mateus impreciso su Michelangelo, rimessa a Roma e ricominciano le passeggiate di mister Reali. Tesissimo Marceligno, dietro da Caiche che può prendere campo e se lo prende tutto. Poi arriva Murilo, si complica un po' la vita. Avellino alza verso Dimas, Moliterno la blocca. Mateus, Michelangelo, vuole il terzo uomo in anticipo, però c'è Murilo. Marceligno la lavora, Dimas con la punta. Dopo la suolata, il pugnetto di Michelangelo che devia in angolo. Avellino, solita palla alta, Murilo, collo pieno. Molto molto lontano dallo specchio difeso da Moliterno. Moliterno, Michelangelo da Cutrupi, ancora sul 14, cercato Ruggero, scarico su Mateus, ora dal 9 che la protegge, la lavora e va via. Michelangelo, Mateus con lo scavetto, Marceligno ci mette la testa, ancora Mateus
Cambio lato su Kutrupi che può sfidare Dimas, chiede 1-2 a Lugero, torna Kutrupi sulla seconda palla, Murillo con lucidità cerca Dimas alle spalle di Mateus, anzi Marceligno, tornato Mateus preciso, poi 2 volte con l'esterno anche da Lugero, rimane un po' a metà Avellino, allora è costretto a tornare dietro la Roma. Mateus, palla lasciata lì per il destro improvviso di Michelangelo, serve un ottimo riflesso di Caiche, ancora Angelo al volo, tira fuori dal cilindro una magia, al volo col destro, torna al gol Michelangelo dopo 2 minuti esatti, di nuovo avanti la Fortitudo. Avellino, Dimas gioca con Caiche, colpita a freddo la squadra di Reali, Dimas la tiene, Dimas prova ad andare, poi Murillo orienta, Marceligno lascia lì, Dimas suolata 2 volte, torna a Lugero, può andare da solo, riesce a servire Mateus con un pallone impreciso, corre all'indietro il numero 26 Caiche, da Murillo, Marceligno ancora per Murillo, che ha spazio per andare, Angelo 2 volte, si salva la Fortitudo provvidenziale sia in attacco che in difesa il numero 14 che si sta prendendo la scena dopo un primo tempo un po' opaco. Mateus da Lugero, Angelo con l'esterno, Moliterno lunga, chiede un altro tocco Reali, Dimas intanto prova ad andare da Marceligno, intanto viene ammonito Anzini in panchina. Per proteste. Dimas, Murillo ancora per Dimas che si perde il pallone. Moliterno da Raubo, suolata in out, Murillo vuole accelerare, Avellino, poi Dimas, ancora in assolo Dimas, come nel primo tempo, destro incrociato, stavolta più lontano. Moliterno lungo, Caiche capisce tutto. Controfallo fischiato a Bueno. Impreciso nella gestione. Ercolessi, cambio lato su Avellino, Dimas da Marceligno, suolo e mancino, maxi riflesso di Moliterno.
in spaccata a dire no al 19 della Roma. Ercolessi forte sul secondo palo, non arriva Marceligno. Moliterno, Gattarelli rischia di perderla, arriva Bueno sulla seconda palla. Poi Raubo va a sbattere su Dimas, Tiaghigno lavora su Bueno. Raubo 1-2, Bueno fino in fondo, Bueno sul destro. È finito il campo per fare qualsiasi cosa. 15:50 da giocare. E Roma ancora costretta a rincorrere. Caiche, Ercolessi sulla lato orientata, poi sterzata, ancora cambio lato. Impreciso col sinistro. Tiaghigno, Gattarelli, doppia suolata, numero 10 alza la testa, si appoggia a Raubo, ancora Tiaghigno sulla pressione di Eugenio, rischia un po'. Raubo, ottimo lavoro in protezione, poi nello scarico su Bueno. Ancora Raubo con l'esterno da Bueno, tutt'altro che preciso. Marceligno arriva a 200 all'ora, steso da Bueno, giallo per il numero 11 e punizione per la Roma. Primo fallo della ripresa in casa Fortitudo. Studiano l'esecuzione migliore gli uomini di Reali, che ha bisogno del panno per asciugare la porzione di parquet dove è franato Marceligno, che ha contato i passi e preso la rincorsa. Abbiamo già visto nel primo tempo la sua volontà di andare verso la porta, lascia però ad Avellino, palla forte ancora sul petto di Moliterno. Ercolessi, ancora per Marceligno, finge di calciare, 1-2, fuori Avellino col destro. Tentativo largo. Di nuovo tutti e quattro i cambi. Ha delle scelte codificate per difendere le palle inattive mister Angelini, oggi assente chiaramente. Mister Esposito oggi in panchina, però le idee sono quelle del mister Angelini. Dimas può sfidare Gattarelli, cambio lato, Marceligno, suolata ancora da Dimas, colpito in faccia Gattarelli, vorrebbero il rigore, non protesta nessuno in campo. Marceligno dice e faccia. Abbiamo rivisto si attende l'ok, Ercolessi aspetta le condizioni di Gattarelli, poi va da Marceligno, pallone impreciso, Gattarelli torna, Avellino su Caiche, palla così e così per Ercolessi che non può giocare col 28, deve giocare con Avellino, poi chiede un movimento ad Eugenio. Bueno
è nella traiettoria, riesce a servire anche Tiaghigno con deviazione il mancino, angolo per la Fortitudo. Tiaghigno, palla alta, Bueno con l'interno, pallone così e così. Raubo, Gattarelli, palla su Bueno, messo giù con un fallo. Ammoniti sia Isgro che Alciati dalla panchina per proteste. Ancora a protestare mister Reali, momento di confusione, si alzano un po' i toni nella panchina della Roma, non contenta della gestione dei fischi e non contenta sicuramente anche del risultato. 2-1 in favore della Fortitudo a 14 e 16 dalla fine. Mateus, tocco di Bueno, arriva prima di Ercolesi il numero 26, poi Michelangelo entra nel campo, Mateus a memoria, Murilo prima di Bueno, Ercolesi, doppia solata, Borolo non si intende col numero 2, Tiaghigno, Raubo, forte da Bueno, dentro su Gattarelli, Raubo in qualche modo Ercolesi, poi Murilo, una serie di finte del numero 8 che riesce a passare, mani nei capelli per Borolo che ha fatto ancora una volta un movimento opposto. Moliterno, Raubo protegge, prende campo, torna dietro, la palla è uscita. Ercolesi, Murilo, palla forte, Gattarelli prima di Borolo, soltanto rimessa per la Roma. Murilo, Di Eugenio, Murilo, Caiche, palla scodellata su Borolo, Gattarelli lucido nel mandare fuori il pallone. Murilo sulla pressione di Cutrupi, ancora Caiche con la possibilità di prendere campo, Borolo a gestire un pallone tutt'altro che comodo, poi Murilo la mette fuori. Cutrupi, Cutrignelli forte con deviazione a piccoli passi. La Fortitudo dopo il gol del vantaggio non ha corso grossi rischi se non per la super parata di Moliterno, ma poi ha soltanto cercato il gol del +2. Caiche impreciso su Ercolesi. Cutrignelli con calma. Moliterno, Cutrignelli la alza, palla persa.
Dimas, Murilo, chiesto 1-2, Avellino da Borolo, prova ad andare su Mentasti, Borolo è l'ultimo a toccare. Rimessa dal fondo per le mani con Moliterno. Ancora palla forte, Caiche sempre con i pugni, Murilo rischia di perderla, la tiene sotto, lotta con Cutrupi, poi palla di là, Dimas può andare, 3 contro 2 possibile, Dimas sul secondo palo, ottima lettura di Cutrignelli, 3 contro 3 di là, Ruggero Lopez da Mentasti, alleggerisce su Cutrignelli, ancora il numero 9, protezione su Avellino, Cutrupi di prima su Mentasti, Borolo col petto, gioca con Caiche, Dimas riesce a lavorare su Cutrupi, messo giù il numero 16 dal capitano, che rimedia anche il giallo. Secondo fallo della Roma. Chiede calma mister Reali. Cutrupi, palla nel mezzo, breccata da Murilo, arriva Marceligno col destro, 2 volte Marceligno dopo la parata di Moliterno e poi il rimpallo, sorride la Fortitudo, pensieroso Stefano Esposito, vede che i suoi stanno perdendo un po' troppo campo, anche sguarda il cronometro. Mentasti su Ruggero che riesce in qualche modo ad alleggerire il pallone, poi Avellino, gran lavoro, Marceligno non fa uscire il pallone più lontano che può, rimessa Fortitudo, ma il pericolo è lontano. Cutrupi da Ruggero Lopez, Cutrignelli riesce a servire Cutrupi, Mentasti, 2 tocchi, rischia un po', Cutrignelli protegge. 11-16 sul crono, siamo quasi a metà di questo secondo tempo. Cutrignelli da Ruggero, deviazione e angolo. Cutrignelli, palla alta, Cutrupi, controllo e sinistro, Dimas chiude le gambe, Cutrignelli non arriva, rimane contuso Caiche, ancora angolo per la Fortitudo. Cutrignelli sempre con estrema calma verso l'angolo, si muove Cutrupi, Cutrignelli deve andare forte dentro, ottiene un'altra rimessa, si alzano un po' i toni al Palavinium. Cutrignelli, Cutrupi orienta e va da Ruggero, Solata tutta mancina fino in fondo, Avellino gli chiude tutti gli spazi, fallo di Ruggero Lopez che frana addosso a Avellino. È stato espulso e allontanato un membro della panchina
Non sono riuscito a capire se il massaggiatore o il preparatore dei portieri nelle file della Roma. Comunque un'altra sanzione per i giallorossi e i cartellini cominciano ad essere tanti, quelli inflitti alla formazione di Reali. Dimas, Avellino, Marceligno e ancora Dimas. Contromovimento di Murillo, lo ha visto Dimas ma non l'ha servito, per poi andare da Marceligno. Fallo non c'è, allora Raubo di là da Gattarelli, finta di calciare, poi finisce il campo. Si gioca la carta Seferi. Reali 10-17, Caiche con le mani sul movimento di Marceligno, cercato e trovato a vuoto Gattarelli, poi Seferi a porta vuota fallisce il gol del pari dopo 5 secondi sul suo mancino, il possibile 2-2 coccolato un po' da Marceligno. Raubo da Tiaghigno, ancora Tiaghigno a lavorarla, impreciso su Gattarelli, prende fiducia la Roma. Dimas entra nel campo, Seferi sulla orientata, scarico e via. Marceligno allo stesso modo, Avellino nello stretto, la Roma, Dimas cerca il 19, Moliterno blocca e poi la manda via, ridacchia Avellino. Dimas l'ha già mossa, Marceligno prima di Gattarelli, steso il numero 19, giallo per Gattarelli. E terzo fallo Fortitudo. Attenzione perché nel primo tempo ci ha messo pochissimo ad arrivare da 3-5. La Fortitudo, mister Reali ne ha contato forse uno in più, chiede all'arbitro il quarto fallo. Marceligno va direttamente in porta, palo esterno. Mamma mia, una bordata mancina improvvisa di Marceligno, avrebbe potuto francamente far poco o nulla Moliterno, ci ha pensato il palo. Ora Raubo, sta arrivando Bueno, palla lasciata lì male. Avellino, Dimas entra nel campo, prova il cambio lato, Tiaghigno capisce le intenzioni, Avellino, Marceligno, si muove Seferi, si va di là da Dimas, sfidato Tiaghigno, riesce a passare, secondo palo, angolo dopo il tocco di Moliterno in grande spolvero. Ancora un guizzo per il numero 22. Avellino fuori, Marceligno, solida giocata su Dimas, ha capito tutto Gattarelli, soltanto rimessa per la Roma. Avellino da Seferi, vuole entrare nel campo, rischia di perderla ed è così. Tiaghigno ci pensa un po', poi va da Bueno, Raubo, Tiaghigno, vuole la pressione mister Reali, Dimas lavora, poi Avellino su Marceligno che la sposta sul mancino, palla dietro per Seferi ancora una volta, non riesce a metterla in porta, 4 contro 2 di là, Bueno, cambio lato, Gattarelli, controllo, destro, Dimas con tutto quello che ha, poi Bueno, torna Marceligno, ancora ripartenza, Seferi, un'altra occasione, Seferi, sterza,
Seferi messo giù solo su pallone, 2 contro 2 di là. È un ping pong in questo momento. Gattarelli mette ordine e trova Raubo, torna Dimas solo sul pallone. Poco lucido Seferi, che ha avuto per 2 volte occasione. Mateus, Cutrignelli in banda, cerca Lugero, non va. Cutrignelli ancora su Mateus, finge di calciare, serve Michelangelo in spaccata Caiche, ancora angolo per la Fortitudo. (7:51), 2-1 per la Fortitudo, manca una vita ancora. Cutrignelli da Michelangelo, stop col petto, riesce a passare su di Eugenio, forte Maccai che para, si è fatto male Michelangelo. È caduto male Michelangelo, sentiamo le urla fin qui, forse mi viene da pensare la spalla. Non riusciamo ovviamente a capire, tutti intorno a Michelangelo, caduto sul parquet dopo aver calciato, probabilmente la spalla. Vediamo un po'. Michelangelo conclude, cade, quindi forse in lacrime Michelangelo, sentiamo urlare e piangere fin qui, tanto dolore per il numero 14, autore del gol che fin qui sta decidendo la gara. Probabilmente il polso, questa è la prima indicazione che arriva dal campo. Ne approfittano i due mister per dare indicazioni ai pochi, anzi alle panchine, perché i giocatori sono tutti vicini a Michelangelo. Mateus sembra mimare e riprodurre ciò che è accaduto, quindi sembrerebbe essere proprio il polso in caduta. Tutto il peso sul polso destro a questo punto mi viene da pensare, e poi soltanto le urla, ancora a terra Michelangelo. Pausa che potrebbe un po' far perdere il ritmo a entrambe le compagini, ne gioverebbe forse nell'immediato la Fortitudo, nel lungo non lo so. Michelangelo è una pedina importante, importantissima di questa rosa, e perderlo a ridosso di un impegno così importante come la Coppa Italia fa tanto male.
Attendiamo chiaramente che Michelangelo possa lasciare il campo, aiutato dallo staff medico presente al palazzetto. Probabilmente verrà trasferito direttamente in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Come detto, le urla si sono sentite più che nitide in tutto il palazzetto e quindi la Fortitudo perderà Michelangelo per un bel po'. Si muove un po' Caiche, Moliterno parla col direttore di gara, manca ancora tanto, come detto siamo sopra i 7 minuti ancora da giocare. E rimaniamo in attesa. Entra ora la Barella. Vediamo che impatto avrà sul resto della partita della Fortitudo questo infortunio. C'è un risultato da tenere, c'è una gara da vincere. Torna verso la sua metà campo Moliterno, che non ha reagito benissimo a questo infortunio. Applausi da entrambe le panchine per Michelangelo. Mi accodo chiaramente augurandogli la più pronta guarigione. La cosa più importante ora però è tornare a giocare riattaccare la spina
dopo un'interruzione di un bel po' di minuti. 7:43 da giocare. Cariche subito da De Eugenio, Tiaghigno con la testa, Murilo, Avellino, De Eugenio, Caiche può prendere campo, scarico su Murilo, finta di andare, contromovimento, Lugero inciampa sul pallone, poi De Eugenio, due volte, Tiaghigno alla meglio, Mateus, Cutrignelli da Lugero Lopez, con l'esterno accomoda su Tiaghigno, poi lavoro su Mateus, finta di scarico che arriva ora, Tiaghigno, cambio lato, Cutrignelli a memoria, Lugero lascia sfilare Lugero, Avellino anche prima di Caiche, angolo fortitudo. Tiaghigno forte, Caiche col piede, rimessa. Cutrignelli, avete visto in basso del vostro teleschermo intanto di Eugenio, ruba a Mateus, cambio lato, Mateus torna e chiede subito scusa, dicevo avete intravisto in basso a sinistra del vostro schermo Seferi cominciare a preparare il portiere di movimento. Avellino, Murilo col piattone, palla alta. Moliterno, Avellino prima di Lugero, Di Eugenio e poi Murilo. Chiesto uno sforzo in più, palla in out. Caiche prende campo di là da Avellino, Dimas entra nel campo, Dimas poi inciampa sul pallone, allora Cutrignelli, sta arrivando Lugero, servito il 9 suo lato e mancino, Dimas in angolo, anche sfortunato il numero 77. Sei da giocare, Tiaghigno, Cutrignelli, solo forte, torna Marceligno e non c'è ancora portiere di movimento, ma Seferi ha già la maglia verde del portiere. Avellino prova ad autolanciarsi, incoraggia sempre i suoi reali. Tornano Gattarelli e Raubo, tirano il fiato Mateus e Cutrignelli, Moliterno con le mani verso Lugero, solito riferimento, la controlla bene col sinistro, protezione e scarico su Tiaghigno, Raubo sulla pressione di Murilo, torna dal 10, va da solo, poi Murilo riesce a tenere anche il pallone vivo, Dimas suolata, Marceligno, Moliterno e poi Murilo da 0 metri prende il palo, si salva la Fortitudo, non crede ai suoi occhi reali, lavorone di Dimas, suolata per Marceligno, mancino potente, prima Moliterno, poi Dimas lucidissimo, palla sul secondo palo e Murilo veramente da 0 passi colpisce il palo e la palla incredibilmente non entra, ancora Murilo vuole calciare, Marceligno, Murilo con la punta, deviazione e angolo. Non è ancora il momento del portiere di movimento. Avellino, Dimas, ancora cambio lato.
Dimas, Avellino e poi Murillo. Dimas, doppia suolata, si ferma, sfida Bueno, sterza e torna dal 18. Si muove Marceligno, servito ora sul primo arrivo di Mentasti. Gira a largo la Roma. Dimas con calma, fuori Caiche e dentro Seferi, portiere di movimento per la Roma. Seferi rischia un po', poi con lucidità power play per Mister Reali. Seferi, Dimas, Seferi, Marceligno, Avellino, palla forte, arriva Marceligno, la palla è entrata, ha pareggiato la Roma grazie al power play sulle rotazioni con l'uomo in più. Palla dentro di Dimas, arriva Marceligno che nonostante la deviazione riesce a depositare in rete il gol del pari. Troppo distante Cutrignelli, Matteus non fa in tempo a metterla fuori, il pallone è entrato. e 12. Matteus prova subito a reagire. Cutrignelli dentro da Matteus, non c'è nulla. Dimas con un rischio, poi Avellino più lontano che può. Bueno su Matteus. Poi in banda da Cutrignelli. Caiche con riflesso. Angolo Fortitudo 3,42. Cutrignelli, Matteus orienta, deve giocare con Molitierno ed è così. Cambio di marcatura di Eugenio De Avellino. Molitierno lungo verso Mentasti che non riesce nemmeno a pizzicarla. Torna anche Murillo. Avellino. Dimas verso Marceligno. Pallone sfila e Caica è pronto con le mani. 3,18. Murillo con calma, in banda da Marceligno che arriva prima di Matteus. L'ultimo tocco è del 19. Matteus su Molitierno col piattone lungo verso Lugero che non riesce a controllare. Palla già rimessa in gioco. Matteus prima di Dimas. Provvidenziale, poi si lancia fino in fondo. Messo giù, il fallo è di mano di Matteus. Quarto fallo e possesso per la Roma. La messa fuori Murillo, probabilmente il pallone gli verrà restituito. Dentro Mentasti. Bueno la rimette fuori.
2,54, meno di 180 secondi alla sirena finale. Murillo con Caiche, incontro Marceligno, servito il 19. Di là da Avellino, a memoria da Dimas che prova a passare su Mateus. L'ultimo tocco è proprio del 26. Si gioca ancora la carta Seferi. La vuole vincere i Reali. Murillo. Avellino, doppio scambio con Dimas, scambio lato, Marceligno a porta vuota, mette alto il gol del sorpasso. Altro enorme rischio per la Fortitudo, chiede scusa Marceligno. Come gioca il portiere di movimento la Roma. 2 giocate col power play, un gol e un quasi gol, ma un tanto quasi. Caiche, Marceligno prima di Mateus, poi Avellino, Murillo terzo uomo, arriva Marceligno come un treno, dentro c'è Avellino, in estirada Bueno. Ancora Seferi, sguardo al cronometro. Murillo, Seferi, vuole il time out mister Reali, ma la palla ce l'ha ancora la Roma. Murillo, Marceligno, ancora con il numero 8 ad orchestrare, poi Seferi, vuole Marceligno, palla scodellata, rimessa Roma e time out a 1,53 dalla sirena conclusiva. Scaduto il minuto di time out, è tornato anche Caiche tra i pali. Avellino, Murillo, lascia campo a Dimas che prova ad andare, Dimas doppio e il dribbling tentato. Passa sul primo ma non su Mentasti. 1,47. Moliterno vuole Mentasti verso Cutrignelli, però e la palla è regalata alla Roma. Striglia i suoi Francesco Moliterno. Murillo dopo il tocco di Caiche, Dimas non controlla. Rimessa a Roma. Bueno, Moliterno, palla lunga, Caiche blocca, rimette in moto la Roma, Avellino, Bueno arriva prima di Dimas, rimessa a Roma. Ancora power play, 1,15.
Seferi, Murillo, Avellino, Seferi, Dimas, con calma la Roma, l'indicazione di Reali sembra dire solo se abbiamo la possibilità. Murillo non vuole correre rischi, ma vuole avere la possibilità di far male alla Fortitudo. Seferi ancora con Murillo, poi Avellino, finta di scarico e intanto siamo a 35 secondi. Seferi, Murillo, Avellino prova a muoverla ora, si torna dal numero 8. Dimas, Seferi, ancora Murillo, sempre per il 17. Adesso chiama la giocata. 15 secondi da ora. Murillo scambia con Avellino, palla forte per Dimas. 6 secondi, Avellino, Dimas, non c'è spazio, 2 secondi, Murillo, Seferi, scivola Marceligno, non c'è più tempo, suona la sirena, resiste la Fortitudo che fa impattare la Roma sul 2-2 al Palalavinium, 2 volte avanti, 2 volte ripresa dalla squadra di Reali, un 2-2 che fa contenti tutti e non fa contento nessuno. Ottimo però, biglietto da visita per l'impegno di Coppa Italia. Le squadre sfilano per il saluto finale. Il derby lo vince l'equilibrio, anche se forse i punti avrebbe meritato qualcosina in più la Roma. Da Pomezia è davvero tutto, un saluto da Lorenzo Savi.